Amici bellini, come tutti i martedì, eccoci qua perché dobbiamo fare un po' di previsioni non solo di probabili formazioni ma anche di piano tattico. Visto che il Napoli non parla, devo parlare io. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, ma bellini veramente, perché quando io poi mi muovo e vado nelle live dalle altre parti, voi accorrete in massa, è veramente l'esercito berlino dei soldati con domande interessanti, con ironia, con brillante, siete brillanti, siete brillanti. E benvenuto Luca Tamburrelli, così mettiamo le cose in chiaro. Gio Pellecchia, Rita Pavò, voi i nuovi magari non sanno, ma recuperatevi i video vecchi perché veramente ci divertiamo. Canale Telegram in descrizione, eccetera, eccetera, eccetera. Signori, ci siamo qua, è una partita importantissima, ma non solo insomma per la classifica del Napoli, ma anche per avere qualche conferma, no? Anche purtroppo non è in prospettiva futuro perché Gattuso sicuramente non resterà, però se noi abbiamo un minimo di memoria storica, nemmeno poi esagerata, una memoria recente, voi vi ricordate bene la partita di andata dove il Napoli perde ma il Napoli meritava sicuramente qualcosina in più? Vi ricordate quanto meritava in più? Così, meritava in più tantissimo, perché se vediamo gli XG, gli expected goal, li vedete? Il Napoli ha creato proprio quasi 3 gol fatti, mentre l'Inter ne ha creato 1,5 ed è molto alto il numero dell'expected goal quando tu hai un rigore. Quindi vedete quanti pallini gialli? I pallini gialli più grandi sono, più sono clamorose le occasioni che ha avuto il Napoli all'andata. Ma è interessante anche ricordarsi, e se qualcuno magari non se la ricorda, invece di andarvi a vedere gli highlights che sono disonesti, gli highlights della Serie A, eccetera, eccetera, potete rivedere la mia reaction con l'approfondimento successivo. Non ricordo se facevamo le live, non mi ricordo niente, io non mi ricordo come mi chiamo, ma possiamo andare direttamente con un Amrabat volante da questa parte, vedete? E la maglietta è nera perché non lo so, l'aquila, i pavoni sopra, i pappavalli, non lo so, dovremmo vedere com'è la maglietta, ma insomma abbiamo questa situazione qua, con qualche dubbio e decisamente delle certezze. La certezza sarà Meret in porta perché Ospina pare abbia fatto terapie, quindi non è recuperabile. Credo non ci sia dubbi su Di Lorenzo sulla fascia, credo che verrà confermato Manolas con Koulibaly, e qui abbiamo il primo dubbietto, Yusai o Mario Rui. Ovviamente Yusai non sia mai, Mario Rui è sempre lui, sono due giocatori che estrai dal panariello, chi esce esce, speriamo bene insomma, perché ognuno ha dei limiti. Se metti Mario Rui almeno hai il mancino, quindi sei un pochino più pericoloso in fase propositiva. Mario Rui può guardare di più Hakimi. Intendeva Yusai, maronna mia, quante cose! Però puoi dare anche come si dice, un segnale di paura, di difensivismo. Non è detto, bisogna vedere come si mette in campo la squadra, se decide il Napoli di fare la partita, e credo di sì, se l'Inter ci aspetterà, e credo di sì, perché l'importante è anche non concedere poi i contropiedi all'Inter, che loro sono maestri in questo. Allora ricordiamoci bene, noi vogliamo un Napoli coraggioso, perché quando il Napoli è coraggioso può creare tanto, e sappiamo anche che dobbiamo creare 10 per ottenere 1, però non dobbiamo essere nemmeno troppo sfrontati, perché con la Juventus abbiamo pagato anche questo, abbiamo lasciato troppo campo per le ripartenze della Juve e loro sono andati a nozze, quindi dobbiamo stare molto attenti. E la cosa buona che fece il Napoli all'andata fu proprio questo, fu di non lasciare le preventive, insomma, quindi di non lasciare iniziativa all'Inter, e non gli abbiamo concesso praticamente 0 occasioni. Si sono affacciati mezza volta a rigore e poi espulsione di Insigne per le proteste all'arbitro, e poi dopo l'espulsione abbiamo continuato ad attaccare. Ma le vedete le notifiche? Iscrivetevi al canale Telegram, quindi insomma la situazione è questa. Credo che verrà confermato Fabian, quasi un mezzo dubbio Demme Bakayoko, un mezzo dubbietto Demme Bakayoko, anche perché Demme diffidato, si può pensare anche la Lazio, magari, perché la Lazio è uno scontro diretto effettivo per il quinto posto, per il quarto posto, magari con l'Inter tu puoi pure pensare
Vabbè, si perde, ci sta, ci può stare, e Demme magari ti può tornare utile con la Lazio, scontro diretto da ribaltare, perché con l'Inter non puoi arrivare a pari punti, con la Lazio magari sì, quindi attenzione anche a questo. E pare abbia recuperato Zielinski da certi fastidi muscolari, però io ci metto sempre un Mertens lì, perché se è vero come è vero che il mouse si scarica, se è vero come è vero che Osimhen sembra in vantaggio su Mertens per una maglia da titolare, il Gattuso potrebbe anche decidere di giocarsela con Mertens subito dietro Osimhen, anche se potrebbe essere una sorpresa. Se sta bene Zielinski, credo Zielinski. Non c'è dubbio su Politano, perché Lozano è squalificato, e non c'è dubbio su Insigne, senza dubbio non c'è dubbio su Insigne, senza dubbio. Connessione persa e niente. Quindi vediamo, se non mi ricordo più di cosa stavo parlando, perché il mouse che si scarica. Ricordiamo il piano tattico che il Napoli decise di fare, facendoci vedere una cosa completamente diversa, con un Mario Rui che era molto più avanzato rispetto a Insigne, e c'era Darmian, se non sbaglio, su quella fascia in quel caso, perché Hakimi era squalificato o infortunato, squalificato, non ricordo, e praticamente ci trovavamo un Insigne che in fase di impostazione si veniva a prendere molto il pallone lì, quasi in zona da terzino. Sappiamo che Insigne può anche difendere, insomma lui ce l'ha lo spirito di sacrificio, ma veniva proprio lì per prendersi il pallone a fianco ai centrocampisti, che in quel caso erano Demme e Bakayoko. Ricordiamo bene, non diciamo stupidate. Gattuso ha sbagliato che non faceva più giocare Demme, non ha giocato Demme quando non era disponibile, quando era una partita uno appresso all'altro ed era affaticato. Quando poteva giocare Demme ha sempre giocato, non diciamo stupidate. Ma ricordiamo che qui c'era Lozano, e quindi l'idea del taglio di Lozano per il movimento di Insigne, che il mouse non funziona, non lo posso far vedere il movimento di Insigne, perché se il mouse non funziona, il movimento di Insigne che si pigliava il pallone poteva lanciare poi a Lozano che non si muove più. Vabbè, insomma ci siamo capiti. Il problema qual è? Il problema in questo momento è che invece con Politano la cosa potrebbe essere inversa. Attenzione, se il Napoli si prende in mano il pallone, il movimento che faceva Insigne all'andata sulla fascia sinistra lo potrebbe fare Politano, con Di Lorenzo più avanzato, e quindi creare poi difficoltà su un Darmian che potrebbe essere a sinistra. C'è un ballottaggio tra Darmian e Young, non credo altri, e quindi potrebbe poi Politano lanciare dall'altra parte. Ora il taglio potrebbe farlo Insigne, o potrebbe allargarsi leggermente Osimhen. Ascoltatemi bene, se Osimhen si allarga un pochino, si porta presso qualcuno della difesa a 3 che devono controllarlo, e si potrebbero creare poi degli inserimenti per Zielinski o per Insigne che gli gira intorno, e mettere in difficoltà la difesa a 3 dell'Inter. Sulla carta, ragazzi, è un'ottima idea, io la regalo a Gattuso, che non ne ha bisogno, e sicuramente avrà pensato ad altri correttivi, insomma cose così. Se hai il pallone e puoi giocartelo in certa maniera, potrebbe essere una soluzione. Con Politano che si abbassa molto, viene ad aiutare Fabian nella manovra in quella zona, quindi molta qualità in quella zona di campo, e dai, mi interessa tantissimo vedere una partita del genere, e ce la vedremo live, perché bisogna vedercela live questa qua. Posticipo, insomma ci sarà da star male, fino alla fine. L'Inter la conosciamo tutti, formazione tipo, non c'è niente ormai da dire, sappiamo che possono lanciare palla su Lukaku, lui la controlla, ti mette in difficoltà, arriva Lautaro, scambiano bene insieme. Le fasce, bisogna stare attento ovviamente alle fasce. Barella che fa il box to box, Brozovic, se tu Demme lo metti a dare un pochino di fastidio, i rifornimenti non arrivano puliti. Occhio ai lanci anche di Bastoni, non ha tanta qualità Skriniar, però quando l'Inter ha la palla Skriniar diventa un terzino aggiunto, perché i 2/3 della difesa dell'Inter comunque aiutano e accompagnano la manovra. E poi insomma la zona centrale con Andanovic, con De Vrij, poi ci sarà forse Eriksen, vediamo se Eriksen verrà messo mezzala, questo non lo so. È interessante, ragazzi, è una partita interessante. Non so se voi siete, perché ho visto molta fiducia in giro, dobbiamo vincerle tutte, battiamo l'Inter, le vinciamo tutte da qua alla fine. Ragazzi, è molto difficile fare delle ipotesi del genere. Il Napoli deve confrontarsi con i propri limiti, con una ritrovata anche gestione del gioco niente male, quindi va bene la fiducia, va bene che i ragazzi ci credano e che non abbiano paura, però le partite si possono anche perdere se tu le giochi bene, e noi ne sappiamo qualcosa, quindi
andiamo fiduciosi, vediamo di provare tutte le nostre armi, ne abbiamo, e chissà che magari qualcosa di positivo possa succedere. Da New York, Valerio Fludo, è tutto. Dai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Di poi più, dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.